Tiene l'accordo Renzi e Berlusconi, sparisce il Partito Democratico, che sta votando una legge che è tutta contro il suo programma elettorale su questo tema, sul conflitto di interessi votato alla chetichella giovedì notte intorno a mezzanotte. Abbiamo votato contro il conflitto di interessi, personalmente non ho partecipato al voto perché almeno un po' di imbarazzo di senso del pudore ci rimane. Abbiamo le candidature plurime degli stessi candidati, gli stessi leader che alterano il risultato, c'è una scarsa conoscibilità del voto tra elettore ed eletto, insomma tutte cose che noi avevamo progiurato sulla testa dei nostri elettori, poverini, di non fare. Persone che sono intervenute oggi dire delle cose straordinarie, però non avevano neanche firmato un emendamento. Cioè vorrei capire se la discussione politica la facciamo prima o se tutti quelli che dicono abbiamo un sacco di problemi, abbiamo una legge che non tutela le minoranze di nessun genere perché l'8% è una soglia altissima, che non garantisce di essere esecutiva immediatamente perché il Senato non lo facciamo, stralciamo perché il Senato, prima cancelliamo il Senato, è una cancellazione psicologica del Senato, facciamo finta che non ci sia, è una legge palesemente che ha dei vizi di incostituzionalità, se uno lo dice non è un rompiscatole, non è da vivere come il nemico di Renzi e di Berlusconi, che peraltro insomma sul secondo uno dice ancora un po' di antiberlusconismo me lo voglio ritagliare, è la riflessione sulla qualità di quello che stiamo facendo, che è un pasticcio, e spero che donne e uomini di tutte le età del PD se ne siano resi conto anche stasera. Non è questione di porcellizzare, è una legge che non va bene, che ha ancora le liste bloccate, sono più corte ma sono bloccate, sono liste che fanno i capilista che spesso sono gli stessi leader di partito che possono candidarsi in più collegi, insomma se vuole finisco perché sto male a dire tutte queste cose. Un partito che dice il conflitto di interessi lo facciamo la prossima volta, se no salta il patto con Berlusconi, capisce che ogni giorno ha una croce abbastanza pesante da portare. Oltretutto le do un'informazione che non sempre che mi permetto di darle, che senza Berlusconi potremmo approvare una legge elettorale, potremmo farla addirittura tripartisan, perché potremmo votarla con Monti, Scelta Civica, con Alfano, un pezzo di centrodestra, magari se avessimo presentato il Mattarella pure la Lega perché no, si era dichiarata favorevole, avremmo potuto sfidare i grillini, abbiamo deciso di fare l'accordo con Verdini, ripeto, la legge fatta con Verdini di solito non viene bene, per esperienza.